Buonasera e grazie a tutti per essere qui alla conferenza del Circolo Vittoriese. Questa sera c'è il colonnello Cadettu che ci parlerà dell'anno 1916. Diciamo che siamo nell'arco di moltissimi interventi che il colonnello ha fatto sulla Prima Guerra Mondiale. Il 16 è un anno un po' particolare per la guerra, perché è l'anno della Strafexpedition, della spedizione punitiva. È un anno che prometteva bene e che poi avrebbe trovato un anno poi successivo che invece avrebbe avuto molti problemi. Quindi io non faccio perdere più tempo, lascio la parola al colonnello e gli passo anche il microfono se sono capaci di girarlo. Benissimo. Ok, grazie. Buonasera a tutti. Il 1915 si stava chiudendo con una idea fissa nella mente del generale Falkenhayn, che era il capo di Stato Maggiore dell'esercito tedesco. Fare in modo che il 1916 si potesse preparare una battaglia decisiva sul fronte occidentale da combattersi con sole truppe tedesche, e lasciando all'Austria il compito di tenere i fronti difensivi, e cioè buona parte del fronte orientale con la Russia e naturalmente il fronte italiano. Il ragionamento del comandante tedesco diceva che la tattica adottata al riguardo dell'Italia, quindi la tattica usata dagli austriaci, si era dimostrata nel 1915 un'ottima tattica, e non c'era quindi alcun motivo di dubitare che se ci fosse stata un'azione tedesca sul fronte occidentale, l'Austria se la sarebbe ben cavata sul fronte italiano. Il ragionamento del comandante tedesco però non collimava con il ragionamento che faceva il suo omologo austriaco, cioè il generale Conrad, che invece riteneva di avere ottime probabilità di eliminare l'Italia dal conflitto. I due capi di Stato Maggiore si incontrarono a Pless il 10 dicembre del 1915 per uno scambio di opinioni tra alleati e pianificare le attività che potevano essere svolte nel 1916. Conrad spiegò a Falkenhayn il suo disegno di manovra: attaccare dal Trentino per raggiungere e superare la linea Schio-Feltre, in modo da tagliare fuori le armate italiane del Cadore e le due armate del Carso, la seconda e la terza, o quantomeno obbligarle a un precipitoso ripiegamento verso il fiume Adige. Una volta reso inoffensivo l'esercito italiano, Conrad avrebbe potuto offrire al collega Falkenhayn 400.000 uomini. Per l'offensiva austriaca, Conrad chiede al collega tedesco un concorso di 9 divisioni per sostituire altrettante divisioni che lui sarebbe stato costretto a ritirare dal fronte della Galizia. Il capo di Stato Maggiore tedesco ben comprendeva il piano austriaco, il cui successo avrebbe assicurato all'Austria vantaggi, perché se l'Austria eliminava l'Italia, tutti i vantaggi sarebbero stati degli austriaci, e quindi non ci sarebbe stato nient'altro per la Germania, che pure avrebbe concorso a questa eliminazione dell'Italia. Quindi, guardando però il problema sotto un'altra prospettiva, questa operazione a Falkenhayn non sembrava congrua. Togliere 9 divisioni di prima linea dal fronte occidentale voleva dire lasciare i franco-britannici tranquilli per troppo tempo e costretto invece i tedeschi alla staticità.
già era una guerra di poco movimento, perché c'era il sistema delle trincee, aveva flemmatizzato tutto, ma in questo caso l'avrebbe rese ancora più statiche. Che gli italiani avessero le trincee sul Carso o dal lago di Garda alle foci del Po non cambiava nulla ai fini generali del conflitto, perché nessuna sconfitta avrebbe potuto essere così determinante da far ritirare l'Italia dalla guerra, o quantomeno che gli alleati non avrebbero mai consentito che l'Italia uscisse fuori dal conflitto. Questo in breve era il ragionamento che nella sua mente aveva fatto Falkenhayn, che espose invece al generale Conrad in termini molto più forbiti, perché fra i due non correva buon sangue, a stento si sopportavano. In pratica il generale tedesco confutò all'omologo austriaco la bontà del suo progetto, la sufficienza delle truppe per un'azione così complessa. In alternativa proponeva al collega che fosse l'esercito austriaco a trasferire sul fronte occidentale tutte le forze esuberanti dopo aver provveduto alla messa in sicurezza del fronte italiano e del fronte galiziano. Conrad obiettò e ribadì la validità del suo piano, pur ammettendo che una vittoria risolutiva sul fronte occidentale sarebbe stata preferibile, però non cedette di 1 millimetro. Oggi, esattamente a 100 anni da quegli avvenimenti, dopo attente analisi ampiamente studiate, possiamo dire che, seppur in parte entrambi avevano ragione, il progetto di Conrad però aveva maggiori probabilità di risolvere il conflitto. Il vero problema era che i due non andavano d'accordo e nessuno voleva cedere davanti alle proposte dell'altro. E mentre Conrad procedeva alla stesura definitiva del suo piano, che prevedeva l'impiego di 16 divisioni, 8 come primo scaglione per superare la fascia montana e altri 8 come secondo scaglione per continuare l'offensiva allo sbocco in pianura. Mentre succedeva questo, Falkenhayn presentava a Guglielmo II le proposte operative per il 1916 e naturalmente escludeva che le truppe tedesche potessero partecipare a questa offensiva. 9 febbraio, a Durazzo, la Marina italiana aveva concluso la sua missione di salvare l'esercito serbo. Tutti quelli che dovevano essere imbarcati sulle nostre navi lo furono, e furono imbarcati anche i prigionieri dell'ottava armata austriaca del generale Potiorek, che vennero sbarcati quello che diventerà il primo campo di prigionia italiano. E sapete dove era? All'isola dell'Asinara. Da lì era lontano raggiungere la linea del fronte, in più era un'isola, quindi c'era da stare tranquilli, insomma. Poi di colpo tra il generale Cadorna e il ministro della guerra, che era un generale Zupelli, esplose un caso di contrasto relativamente all'impiego di truppe dipendenti dal generale Cadorna in Albania. In sintesi, Cadorna, secondo quanto aveva stabilito il Consiglio dei Ministri, doveva pensare alla guerra sul fronte italiano. Alla guerra in Albania avrebbe dovuto pensarci il ministro della guerra, il generale Zupelli. Dov'era il problema? È che lui doveva pensare alla guerra in Albania, ma non aveva truppe, e ogni volta doveva andarla a chiedere al generale Cadorna, il quale generale Cadorna, come tutti, le sue truppe voleva tenersele per sé.
non voleva darle ad altri, e quindi ci sta un baruffone tra questi due generali. Cadorna prende carta e penna, scrive al Presidente del Consiglio e gli dice: o tu destituisci i Zuppelli dall'incarico di ministro o io rassegno le dimissioni. A quel punto uno può anche pensare: e se Cadorna se ne va, chi ci mettiamo? Perché non dimentichiamo che il Presidente del Consiglio avrebbe avuto tutte le possibilità, se il capo di Stato Maggiore non gli comodava, a destituirlo e a metterci un altro. Però per 3 anni di guerra non lo ha mai fatto, ci sono stati scontri anche più aspri, ma non è mai stato destituito. Verrà destituito soltanto il 9 novembre del 17. Allora uno si deve domandare perché non l'ha mai destituito. O Cadorna era il migliore dei generali, per cui solo lui poteva condurre la guerra, oppure non avevano altri generali all'altezza. Queste possono essere solo le giustificazioni. Il Premier però non accetta un ricatto da parte di Cadorna. Dice: tu non mi puoi dire che se io non mando via il ministro della guerra tu ti dimetti, è un ricatto. Il governo non può cedere al ricatto del capo di Stato Maggiore, e quindi cosa fa? Porta la questione davanti al giudizio del sovrano. Il re chiama Cadorna, ci parla, lo convince a ritirare questa sua posizione così dura, e lui lo fa, lo ritira, e a quel punto Zuppelli, che non viene sfiduciato dal Presidente del Consiglio, rassegna a lui le dimissioni da ministro della guerra. Al suo posto viene nominato il generale Morrone. Generale Morrone che per mettere un po' a tacere questa situazione così infausta, perché quando si creano in guerra queste situazioni fanno sempre male, non c'è mai niente di buono. Cosa fa? Siccome tutto sommato Morrone era un generale anche lui, e quindi ne capiva la guerra dove poteva andare a parare, cosa fa? Si fa un giro per il fronte e si accorge che la guerra Cadorna la sta combattendo in modo corretto rispetto a quelle che sono le norme della tattica e della strategia in vigore. Anzi, abbiamo un altro ministro che è un generale, il generale Dall'Oglio. Il generale Dall'Oglio è quello che si interesserà, e a cui veramente si deve tanto, per aumentare la produzione industriale e far arrivare al fronte tutto ciò di cui c'era bisogno. Rientrato da Roma, dopo aver parlato con il re, va a Udine, dove c'era il comando supremo. Lì si incontra con il comandante della prima armata, il generale Brusati, il quale gli porta la notizia che secondo una fonte molto molto attendibile ci sono truppe ungariche che si stanno ammassando sull'altipiano di Lavarone. L'affermazione viene confermata, e Cadorna allora, a titolo precauzionale, dirà lui, assegnerà altre 2 divisioni al comando della prima armata, e dice che gliele dà proprio così per un eccesso di sicurezza, ma che non ce ne sarebbe stato bisogno, insomma. Il 26 aprile troviamo un ufficiale cecoslovacco disertore che si presenta alle nostre linee, e interrogato rivela di preparativi, di intendimenti per operare da noi contro gli altipiani di Folgaria, Lavarone e Asiago. Ecco,
Quindi quella che noi chiamiamo Strafe Expedition, ma questo termine non è mai stato trovato nei documenti austriaci, probabilmente era un modo di dire di allora da parte di qualcuno e poi è rimbalzato di bocca in bocca. Questa Strafe Expedition era cominciata. La spinta offensiva austriaca trova la prima armata non schierata a difesa, come invece aveva prescritto Cadorna. Guardate, lo stesso errore che poi ci sarà a Caporetto. Anche la seconda armata, come la prima armata, si farà trovare su posizioni molto avanzate, con uno schieramento tutto proiettato sull'avanti, come se si dovesse contrattaccare nel momento in cui attaccano gli austriaci, ma non erano le disposizioni che aveva dato Cadorna. E senza scendere nel dettaglio del combattimento, perché ai fini della conferenza è ininfluente e potrebbe anche confondere le idee, possiamo dire che il 20 maggio la situazione dell'altipiano si presentava drammatica e anche dagli altri settori, non dell'altipiano, ma settori contermini, quindi dalla zona del Cismon, arrivavano notizie preoccupate e richieste di rinforzi. A questo punto Cadorna comincia a prendere in considerazione la possibilità che gli austriaci riescano a sfondare la linea della prima armata. Allora che cosa deve fare? Convoca i comandanti della seconda e della terza armata, il duca d'Aosta che era responsabile del Basso Isonzo e il comandante della seconda armata che è responsabile del Medio Isonzo, e gli comunica loro la sua decisione. Lui prenderà tutte le truppe della seconda e della terza armata che in quel momento non erano impegnate al fronte ma erano in turno di riposo, le avrebbe trasferite sul fronte della prima armata, avrebbe costituito 12 divisioni e queste 12 divisioni le avrebbe raggruppate in 5 corpi d'armata, avrebbe quindi con i 5 corpi d'armata costituita un'armata nuova, la quinta armata, l'avrebbe data al generale Frugoni, comandante della seconda armata, mentre il duca d'Aosta sarebbe rimasto nel suo posto comando sul Basso Isonzo, ma sarebbe stato responsabile nello stesso momento sia della terza che della seconda armata. E così fa. Questa quinta armata viene schierata ai piedi dell'altipiano dei 7 comuni, tra le province di Padova, Vicenza e in parte di Verona. Qual era il compito di questa armata? Se gli austriaci avessero sfondato la linea sull'altipiano d'Asiago, sarebbero scesi a valle. E scese a valle, man mano che scendevano, questa quinta armata avrebbe dovuto picchiargli in testa. Questo era lo scopo. L'unico rischio era che si trattava non di reparti organici, ma un po' raccogliticci, perché erano stati presi da tutti i reparti che non erano impegnati in turno di trincea. Si combattono, ci sono i combattimenti sull'altipiano d'Asiago, pian piano la linea italiana comincia a retrocedere, però non può andare più indietro
delle Melette di Foggia, perché all'altezza delle Melette di Foggia c'erano due itinerari tattici che scendevano verso per il Primolano, quelle zone. E allora non bisognava dare gli imbocchi di queste vallate in mano agli austriaci, per cui lì c'è da fare una resistenza proprio ad oltranza. E questa resistenza viene fatta da una brigata che era stata mandata su proprio per dare aiuto alle truppe che già erano sull'altipiano, ed era la brigata Sassari, più un raggruppamento di alpini che era partito dal Friuli. Si trattava di un raggruppamento di 4 battaglioni alpini partiti dal Friuli, mandati anche loro lì. Insomma, questa resistenza riesce a fermare gli austriaci. Perdono come si dice, perdono questa spinta offensiva e piano piano le operazioni vengono flemmatizzate. Tant'è che Cadorna in quel momento si convince che gli austriaci ormai non sfonderanno più la linea. E qui c'è un po' un colpo di genialità di Cadorna. Cosa fa? Recupera le truppe che costituivano questa quinta armata a valle, le trasferisce insieme a molte artiglierie, le ritrasferisce sul fronte isontino, le schiera tutte intorno alla testa di ponte di Gorizia, che era la nostra spina nel fianco, perché il campo trincerato di Gorizia partiva dal Monte Sabotino, passava in riva destra dell'Isonzo per poi risalire sul Monte San Michele, ed era veramente un campo trincerato molto forte, e lui lo attacca con tutte le fanterie che ha a disposizione, con tutte le artiglierie che ha sottratto al fronte della quinta armata. Fatto sta che noi riusciamo a prendere Gorizia. Adesso, se vogliamo, sotto il profilo tattico o strategico, se volete, non è che fosse una grande vittoria militare, perché non è che cambiava di molto la nostra situazione. Dietro Gorizia c'era tutta una serie di alture, Monte Santo, Monte San Gabriele, una cortina di alture che comunque non ci avrebbe permesso di andare oltre. Lì ci saremmo fermati, però aveva un grande significato sotto il profilo morale, perché Gorizia rappresentava uno dei nostri obiettivi sull'Isonzo insieme a Trieste. Una volta, chiedo scusa, non dovrebbe succedere all'oratore questo. Una volta presa Gorizia, Cadorna riporta le artiglierie sull'altipiano, perché la battaglia dell'altipiano si deve in qualche modo concludere. Noi non avevamo nella prima fase conquistato tutto, ci rimaneva un bastione molto forte in mano agli austriaci, e che era il bastione che andava dal Monte Ortigara fino al Monte Zebbio. Quindi voi sapete i combattimenti pesantissimi che ci sono stati sul Monte Ortigara. Forse conoscete un po' meno quelli del Monte Zebbio, ma vi assicuro che non sono stati meno pesanti. Per esempio, per chi ha letto il libro di Lussu, Un anno sull'altipiano, se andate a leggere l'episodio, il paragrafo 28, è una vicenda, parla di una vicenda dell'assassinio di un comandante di battaglione che avviene proprio in quel settore là.
Comunque questo succede in un secondo tempo, nel 17. Adesso si tratta di prendere quel bastione. Perché? Cosa è successo? Gli austriaci hanno fatto con una brigata d'artiglieria un fuoco d'inferno sulle posizioni italiane per farci credere che stavano per fare un attacco di fanterie. In realtà le fanterie, invece di attaccare, cosa fanno? Retrocedono fino ad arrivare a questo allineamento Monte Orticara, Monte Zebbio, Monte Castelgomberto. E noi non ce ne accorgiamo, perché i loro movimenti sono nascosti dai rumori delle esplosioni delle artiglierie, dal fatto che sparando le artiglierie noi dovevamo stare con la testa bassa dentro le trincee e quindi nessuno ha visto che si ritiravano. Una volta finita l'azione di fuoco degli austriaci, noi mandiamo delle pattuglie a vedere che cosa sia successo e soprattutto a riconoscere la nuova linea austriaca, e ci accorgiamo che i reticolati sono tutti intatti, non c'è reazione da parte degli austriaci alle nostre pattuglie, quindi vuol dire che non c'era nessuno, e quindi riusciamo a capire che loro si sono ritirati sulla montagna. Mandiamo avanti le truppe di fanteria. Io analizzerei solo il settore del Monte Zebbio, perché sull'Orticara ancora non succede nulla. Sul settore del Zebbio, e particolarmente nel settore della Brigata Sassari, noi abbiamo questi due reggimenti che vanno all'assalto delle posizioni del Monte Zebbio. E lo stesso comandante della brigata, è lui che guida l'assalto, viene davanti ai reticolati austriaci, viene colpito alla fronte da un tiro di fucile. E di questo generale ne parla anche De Maria, si chiamava, ne parla anche Cadorna nelle sue memorie, perché questo generale De Maria, quando era tenente, l'aveva avuto nel suo reggimento, il 10° reggimento Bersaglieri, in quello di Napoli, e lui aveva stima di questo ufficiale. Muore, viene assegnato un altro ufficiale, un colonnello brigadiere Mattei, e anche lui 4 giorni dopo, tornando all'assalto di queste posizioni austriache, anche lui viene ferito. Insomma, però guidavano l'attacco, non erano, come dicono molti, che i generali si imboscavano, insomma. Però il Monte Zebbio non riusciamo a prenderlo, nonostante tutto. Lo prenderemo nel 1917, anzi non lo prenderemo neanche allora, nel 17, però quella posizione rimarrà come una spina nel fianco di noi italiani. Intanto, mentre sull'altipiano d'Asiago succedono queste cose, in Francia i nostri alleati preparano una grande manovra su un fronte di 25 chilometri. Il generale Joffre inizia la battaglia per Verdun e scrive questa frase al generale Pétain che comandava le truppe sul campo. Ve la traduco: qualsiasi capo che nella circostanza attuale darà un ordine di ripiegamento
sarà tradotto davanti a un consiglio di guerra, a un tribunale militare. Poi vedremo che non sarà così, le truppe arretreranno anche di tanto, e mentre noi abbiamo sempre parlato male del nostro ripiegamento dopo Caporetto, i francesi non hanno mai fatto storie sui loro ripiegamenti anche di centinaia di chilometri. È un modo diverso di vedere le cose. Torniamo all'altipiano d'Asiago. Cadorna si accorge che la condotta delle truppe della prima armata, comandate dal generale Brusati, non è quella che lui avrebbe desiderato. Prende il comandante e lo destituisce, lo sostituisce con un altro. E tenete conto che è un gesto molto difficile fare questo, perché Brusati era fratello di un altro generale Brusati che era il primo aiutante di campo del re. Quindi è difficile muovere queste. Comunque sapete che Cadorna non ha pietà di nessuno, ma non perché non avesse pietà nel senso proprio pieno del termine, è perché lui si rendeva conto che ricadeva su di lui la responsabilità di vincere la guerra. Se Brusati aveva fatto uno schieramento cattivo e avremmo perso la battaglia, comunque le colpe gli italiani le avrebbero date a Cadorna, non le avrebbero certo date a Brusati. E quindi lui lo destituisce dal comando. E la battaglia, quella principale della Staff Expedition sull'altipiano dei 7 comuni, termina, piano piano si spegne e le truppe vengono riportate tutte sul fronte isoltino, dove abbiamo combattuto la 6ª battaglia per prendere Gorizia, ma verranno combattute anche altre 3 spallate carsiche, una dal 14 al 17 settembre, la 7ª battaglia, l'8ª dal 10 al 12 di ottobre e la 9ª battaglia dal 1 al 4 novembre. Non ci sono particolari rettifiche della linea di contatto fra i 2 eserciti. Voi sapete che le battaglie non vengono sempre solo combattute per guadagnare terreno, tante volte le battaglie si combattono per provocare su un nemico che è già un po' scosso un logorio tale da poter poi in futuro ottenere dei benefici maggiori. Quindi questi erano il significato delle spallate carsiche, che fra l'altro poi erano anche richieste dagli alleati. Noi abbiamo avuto dei grossi problemi con la Francia quando doveva attaccare i tedeschi, e per evitare che gli austriaci mandassero truppe dal nostro fronte verso il fronte occidentale in aiuto alle unità tedesche, il capo di Stato Maggiore chiede a Cadorna un aiuto: impegna le truppe austriache sul tuo fronte in maniera che non le possano portare di là. E Cadorna gli dice: va bene, lo facciamo. Ma naturalmente non è che perché l'hanno detto oggi, domani Cadorna era già in grado per preparare un combattimento. Ci vuole un attimo di tempo, predisporre tutte le cose, orientare le artiglierie in un certo modo. E voi non immaginate come la stampa francese attaccò l'Italia, dicendo che noi non eravamo buoni alleati perché non avevamo intrapreso questa manovra per aiutare i francesi. Tanto che Cadorna è costretto a fare scrivere al Presidente del Consiglio, all'omologo francese, per protestare contro questo atteggiamento, che fra l'altro
era utile soltanto ai tedeschi, perché i tedeschi tramite la Svizzera leggevano i giornali italiani, i giornali francesi, e allora quando si dice sul giornale Cadorna non attacca sull'Isonzo e noi qui ci rimettiamo, ha dato delle notizie di indole militare ai tedeschi, facendogli capire che prima o poi ci sarebbe stata una manovra anche sul fronte dell'Isonzo. Per cui, insomma, in certe circostanze è sempre meglio non parlare troppo delle vicende militari. Naturalmente in tutti questi periodi ci sono frequenti incontri sia a livello di comitato, del comitato per coordinare le azioni che si sarebbero dovute combattere sui diversi fronti. Ci sono state tantissime conferenze politico-militari a cui prendevano parte quindi anche i rappresentanti dei governi e tanti incontri bilaterali. Noi in quel periodo ne abbiamo avuto uno con la Francia, a Udine, il capo di Stato Maggiore francese era venuto a Udine proprio per vedere quali erano i problemi che potevano essere di comune interesse, vedere anche i tempi delle manovre, se si potevano fare contestualmente, che sarebbe sempre stata la cosa migliore, oppure alcune dovevano essere anticipate o posticipate. In questa conferenza si parlò anche della possibilità che se gli austriaci avessero sfondato sull'altipiano dei 7 comuni un'aliquota di forze austriache attraverso il Piemonte sarebbe potuto entrare in territorio francese e quindi prendere alle spalle quello schieramento. Sono tutti problemi che ci stavano in quella situazione. Ecco, questi sono gli avvenimenti più significativi del 1916 sotto il profilo militare. Io quindi qui terminerei, ma se c'è qualcuno che ha qualche osservazione da fare, possiamo parlarne. Tutti convinti? Ho letto sulla Gazzetta del Mezzogiorno, ve la racconto così, un bambino di 13 anni di Mottola che ha scritto che studiando un po' la storia della Prima Guerra Mondiale e leggendo alcuni libri si è convinto che Cadorna era un macellaio. Un ragazzo di 13 anni e ha avuto questi dubbi. Voi non ne avete su Cadorna? Aveva ragione. Aveva ragione. Certo che aveva ragione. Il bambino naturalmente. È la nuova generazione, come si fa a dargli contro? La vecchia generazione si è portata in guerra. No, i politici della vecchia generazione, ricordiamoci sempre che le guerre le dichiarano i politici, non i militari. I militari le combattono e naturalmente per salvare la pelle faranno anche le cose più odiose, ma lì c'è di mezzo la loro pelle. I politici non sono mai andati al fronte, da Roma hanno sempre dichiarato guerre, che hanno combattuto gli altri. Bene, visto che siete tutti convinti, buona serata e alla prossima.